Buona giornata e ben ritrovati con 7 in punto, la trasmissione che apre la giornata informativa di Telepadova 7 Gold. Ben ritrovati, speriamo dopo un buon sonno ristoratore, perché il sonno è anche l'argomento di questa mattina, il primo argomento che trattiamo, e diamo una buona giornata alla dottoressa Giorgia Chinaglia. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovata nei nostri studi, responsabile del Centro Medicina del Sonno di Dolo, in provincia di Venezia, ospedale, e l'occasione che noi abbiamo appunto annualmente, possiamo dire, di parlare della giornata mondiale del sonno, che c'è stata qualche giorno fa, ma è giusto appunto approfondire questi temi e parlarne. Quest'anno avete parlato, si è trattato maggiormente del sonno degli anziani come tema. Certamente sì, è un tema molto rilevante per noi. È stimata un disturbo nel sonno dell'anziano che tocca quasi il 60% della popolazione al di sopra dei 60 anni, quindi stiamo parlando di indubbiamente numeri piuttosto grossi. Sono percentuali che in altre età sono molto differenti, quindi incidono molto meno. Sì, sono percentuali decisamente differenti, perché se prendiamo come ad esempio paragone l'insonnia della popolazione adulta, ci aggiriamo in una forma di insonnia costante, quindi insonnia cronica, attorno al massimo al 30%. Nel caso dell'anziano ci sono delle ragioni che possono aiutarci a capire questa percentuale così elevata. E vediamo di capirle appunto nel corso di questa mattinata. Sono tante ragioni o ce n'è una in particolare? Sono tante le cause? Prima di tutto bisogna capire come funziona il sonno dell'anziano e da lì vedremo poi le varie cause. Come funziona il sonno dell'anziano? Il sonno dell'anziano funziona un pochino difettosamente rispetto a quello che è il sonno della persona in altre fasce d'età. Il sonno dell'anziano è un sonno che perde la sua continuità, che è una caratteristica fondamentale per poter avere un sonno di buona qualità. Diventa quindi un sonno frammentato da vari risvegli, prima di tutto, e diventa un sonno che ha una scarsa percentuale di sonno cosiddetto profondo. Il sonno profondo è quel sonno nel quale è piuttosto difficile ridestare le persone. Ecco quindi che la combinazione di un sonno che diventa frammentato e per di più con poco sonno profondo porta delle conseguenze inevitabili, e cioè una cattiva, spesso qualità del sonno di per sé. È l'età semplicemente che porta a questo, oppure anche si paga tutto un tratto una vita, per esempio, di turni che hanno così sballato un sonno regolare o altre cose nel corso della vita? Queste sono sicuramente delle concause che vanno ad accentuare quello che invece l'età provoca di per sé. La differenza forse sta anche negli stili di vita attuali. Le persone anziane soffrono molto spesso di solitudine. Sì. Questa loro solitudine va a riversarsi anche sullo stile di vita. La persona anziana molto spesso, ad esempio, alla sera va a coricarsi molto presto, perché è da sola, perché non ha una famiglia. Ed è un errore? Ed è un errore. È un errore perché noi abbiamo dentro di noi una necessità, un fabbisogno di un certo numero di ore di sonno, che è diverso da una persona all'altra. Questo fabbisogno è però assolutamente personale, ma non lo si può né dilatare né restringere. Se una persona ha la necessità di 6 ore di sonno e va a coricarsi alle 8 di sera, sarà inevitabile risvegliarsi nel corso della notte. E se questa persona ha fatto, per esempio, ha dormito un'oretta a pomeriggio, dorme un'ora in meno? Sì. Perché la somma Sì. comunque è quella. La somma è quella. Il nostro sonno è un ammontare di monetine da spendere. Noi possiamo spenderle queste monetine tutte assieme o possiamo spenderle nell'arco delle 24 ore. Il risultato finale non cambia. Cambia che cosa? Cambia quella che è
la nostra qualità di vita per certi aspetti, perché indubbiamente risvegliarsi alle 2 di mattina ci porta prima di tutto a far fatica a riempire il resto della notte e ci porta a un affaticamento poi anche durante il giorno. Ma ci sono orari migliori per dormire, al di là appunto di questo discorso? Se qualcuno ha un'attività, faccio un esempio, si trova meglio a leggere, a studiare, a fare qualcosa, può essere che magari trova in quel modo una compensazione? Allora, certamente ci sono fisiologicamente, noi conosciamo quali sono gli orari nei quali il sonno arriva facilmente, si chiamano porte del sonno. La porta principale è indubbiamente la porta notturna, è quella che ci permette di addormentarci in un orario variabile, per quelle che sono un po' le abitudini, diciamo anche italiane, tra le 22 e le 24, fermo restando che appunto una variabilità marcata può naturalmente esserci in questo orario. Ci sono delle persone, ad esempio, che noi chiamiamo allodole, che tendono ad addormentarsi molto presto e a svegliarsi presto, altre che noi definiamo gufi e che invece tendono ad addormentarsi molto tardi e risvegliarsi tardi. Questo è il loro ritmo biologico, che non ha a che fare con la quantità di ore dormite. Oltre a questa porta principale esistono altre 2 porte secondarie, cioè altri 2 orari nei quali noi abbiamo una maggiore propensione al sonno. Uno è il classico pisolino pomeridiano, ecco, che naturalmente è tanto più importante quanto più noi viviamo in latitudini calde, ecco, e quindi la necessità anche di interrompere una giornata particolarmente afosa. Ma ne esiste un'altra ancora, esiste un'altra porta del sonno che è molto meno rappresentata e che è attorno alle 17-18, quindi nel tardo pomeriggio. Attenzione, perché questa propensione al sonno viene evidenziata quando noi per qualche ragione siamo in debito di sonno e quindi se noi dobbiamo colmare questo nostro debito, in quell'orario il nostro cervello cercherà di esercitare una pressione maggiore per farci addormentare. Quindi di per sé è una porta che viene evidenziata soprattutto quando noi siamo in debito. In debito. E va assecondata fino a quando? Nel senso, cioè, in questo caso, con un sonno da recuperare o altro, è comunque a quell'ora bene dormire poco? Certo, certamente. Va assecondata, allora, a nostro avviso, da quelle che sono oramai insomma, le conoscenze in materia di sonno, va assecondata in un'unica opportunità durante il giorno. Opportunità che deve essere distanziata dal sonno della notte e quindi, a meno che l'individuo non vada a coricarsi alle 1-2 di notte, è senz'altro preferibile sfruttare l'opportunità del dopo pranzo. E si raccomanda un pisolino breve. Che cosa significa breve? Significa un pisolino che sia di circa 3/4 d'ora. Questo perché i 3/4 d'ora rappresentano l'unità di un ciclo di sonno. Il nostro sonno normalmente parte da un sonno leggero, diventa poi via via profondo, poi si rialleggerisce e arriva poi la fase del sogno, che si chiama REM, dai movimenti oculari rapidi che noi possiamo vedere durante il sonno con una registrazione polisonnografica, che è lo studio dell'esame del sonno. Questi passaggi, dal primo fino all'ultimo, sono l'unità di misura, durano grosso modo 45 minuti e poi si ripetono varie volte nel corso della notte. Superare un'unità di misura vuol dire già predisporsi a un sonno più difficile nel corso della notte. Sognare significa dormire bene? Oppure chi stiamo parlando appunto che dorme non troppo bene è escluso che possa sognare? Bella domanda. Allora, anche qui abbiamo delle conoscenze recenti, perché sognare, credevamo, fosse qualche cosa
di assolutamente esclusivo della fase cosiddetta del sogno. Sì. Non è vero. Abbiamo scoperto che sognare è qualcosa che può avvenire anche nelle restanti fasi del sonno, con forse delle caratteristiche diverse. Il sogno della fase dei sogni è quello in cui noi facciamo cose fantastiche, incredibili, assolutamente irreali. Nelle altre fasi il sogno invece è molto più concreto, è molto vicino alla nostra realtà. Al vissuto della giornata vissuto. Magari. Noi non sappiamo ancora tutti i significati del sogno. Una parte certamente del processo che sta alla base del sogno è quello di arrivare a archiviare i ricordi dei fatti avvenuti durante la giornata e fare piazza pulita invece dei ricordi che non ci sono necessari per il nostro patrimonio di acquisizioni cerebrali. Questo perlomeno da un punto di vista strettamente del funzionamento del cervello. Naturalmente tutt'altra valenza se andiamo ad esaminare l'aspetto psichico della faccenda. Certo. Quindi una sorta di memoria stessa tipo, molto simile al computer, in una certa maniera, cioè si pulisce la memoria in quel momento. Sì, esattamente, il paragone è esattamente quello. La memoria è piena e quindi va ripulita, altrimenti noi non siamo in grado di acquisire ulteriori informazioni. Non solo va ripulita, ma il tutto va archiviato nella giusta posizione per poter essere poi ripescato quando quel ricordo ci servirà. Molto molto interessante questo. Proseguiamo con la ricerca, insomma, di capire dove siano le soluzioni ideali per poter dormire bene. Parliamo soprattutto di sonno degli anziani. Dicevamo appunto che parliamo di qualità del sonno. Certo, parliamone. È importantissima la qualità. Perché la qualità non sempre è presente, ma da cosa appunto può dipendere? Appunto, la qualità non sempre è presente e fondamentalmente, prima di tutto, può dipendere da una serie di errori banali. La qualità del sonno dipende dalla qualità dell'ambiente, prima di tutto, nel quale noi dormiamo. Quindi un ambiente che possa essere confortevole, non troppo caldo, non troppo freddo. Diciamo che non esiste una temperatura standard. Ma se è troppo caldo e troppo freddo? Se è troppo è differente? Se è troppo caldo o troppo freddo, in entrambi i casi noi ci risveglieremo, soprattutto nel caso dell'eccessivo calore, perché la temperatura corporea durante la notte scende e quindi ancor di più noi saremo disturbati da un calore eccessivo. Troppo rumore, anche questo ci può disturbare. Una qualità di un materasso che non sia poi ormai così facilmente utilizzabile soprattutto per le articolazioni di una persona anziana, quindi girarsi durante la notte e provare dolore è già un fenomeno frequente perché gli anziani facilmente soffrono di dolori articolari, a maggior ragione se il materasso non è confortevole non sarà una soluzione ideale. Al di là di quelle che sono le regole semplici della stanza di per sé, ci sono altre cose estremamente importanti. Come dicevamo prima, è importante far sì che il sonno sia tutto unito, a parte il pisolino pomeridiano, quindi mai appisolarsi prima di andare a letto, il classico pisolino traditore davanti alla televisione. Quello danneggia poi. Quello danneggia perché una parte del sonno ce la siamo già spesi lì e facciamo fatica poi naturalmente ad addormentarci. Ma altrettanto importante ad esempio è alzarsi alla mattina all'ora abituale. Spesso una persona anziana che magari ha riposato poco durante la notte alla mattina tende a indugiare a letto. Questo non va assolutamente bene. Perché... Domanda, prima ha parlato di allodole e gufi. Sì. Ci sono gufi anziani? Nel senso, allodole si parla... Sì. Allodole e si gufi, mantiene questa caratteristica? Sì, si nasce e si resta. Ecco, assai difficilmente si riesce a modificare il proprio ritmo. Diciamo anzi che allodole e gufi vivono meglio in età anziana quando sono arrivati a completare il loro età e il loro compito lavorativo, ecco, perché a quel punto possono veramente adattare la loro vita ai loro ritmi biologici, ma credetemi, dover alzarsi alla mattina alle 7
per un gufo è come alzarsi a mezzanotte per una persona normale, è effettivamente una cosa molto difficile. Lo dice a un gufo, per cui Ecco, capiamo quindi sa benissimo la perfettamente. questione. Scherzi a parte, vedo che mancano 4 minuti e mezzo circa alla fine di questa prima tranche e può essere l'occasione per parlare di una cosa che ci siamo puntati perché è molto importante, la sindrome delle gambe senza riposo. Certo. Chi colpisce e cosa crea soprattutto? La sindrome delle gambe senza riposo è un disturbo caratterizzato da una sensazione fastidiosa alle gambe, non ben definita, che può assumere dei caratteri molto diversi da una persona all'altra, che può essere un dolore, un fastidio, una sensazione di corrente sulle gambe, che compare prevalentemente o esclusivamente alla sera, che si va a alleviare con il movimento o camminando, Sì. per poi ripresentarsi quando torniamo in posizione di quiete. Quindi queste sono persone che alla sera sentono questo irresistibile impulso che le costringe a muoversi e a camminare. Parliamo solo di anziani o è più allargata la questione? È molto più frequente a partire, diciamo, dalla fascia di media età, quindi su 40-50 anni, e via via diviene più frequente poi nell'età anziana. E questo disturbo può continuare per ore e ore, quindi ci sono persone che effettivamente non riescono ad addormentarsi fino all'alba a causa di questo disturbo. Ora, Sì, no, prego. La domanda dopo. voi capite che se questo è già devastante in una fascia più giovane, voi potete immaginare in una persona anziana, magari già affaticata e indebolita da altri problemi, che cosa può comportare. Domanda è proprio questa, se a complicare tutto questo può essere associato per esempio all'assunzione di alcolici o altre cose, o se invece è proprio una cosa legata all'età della persona. Di per sé è un disturbo che interviene in una certa fetta di popolazione senza apparente ragione. Ci sono però delle condizioni invece che proprio lo provocano, quali il diabete oppure le malattie renali, ad esempio, se pensiamo appunto alla fascia delle persone anziane, e in fascia molto più giovanile, ad esempio, può comparire in gravidanza, molto facilmente può fare capolino in occasioni di anemie, quindi soprattutto con scarsità di ferro. È un disturbo che si può assolutamente curare, purché venga fatta naturalmente una diagnosi corretta. E come si può curare? Con Si medicine? cura farmacologicamente, andando quindi a bloccare questo meccanismo e quindi permettendo al sonno di divenire di nuovo continuo e di buona qualità. Ed è una terapia cioè dura un periodo preciso oppure bisogna portare avanti È una tutta la terapia vita? che bisogna portare avanti perché anche questo disturbo, come purtroppo tante altre patologie, al giorno d'oggi ha un armamentario farmacologico buono che permette di tenere sotto controllo, ma non ancora di guarire. Quindi appunto si può portare avanti per... Sì, bisogna, perché l'interruzione della terapia comporta immediatamente la ricomparsa dei disturbi quando parliamo ormai di un disturbo cronico, quindi presente quasi tutti i giorni. Certo. Quando invece il fenomeno è soltanto episodico, assolutamente si va in quel caso a fare un intervento soltanto mirato al periodo, oppure se c'è una causa secondaria come un'anemia, molto spesso curando l'anemia si può arrivare poi anche a una pressoché scomparsa dei disturbi. Puntata molto interessante con la dottoressa Chinaglia, la continuiamo tra poco, per i prossimi anche 10 minuti qui a parlare del sonno degli anziani. Tra poco qui è stato in punto.
Nuovamente ben ritrovati a 7 in punto, nuovamente buongiorno alla dottoressa Giorgia Chinaglia, responsabile del Centro Medicina del Sonno di Dolo in provincia di Venezia. L'insonnia può essere la spia di qualche altro problema della persona? Certamente, quando noi siamo assolutamente sicuri di avere rispettato quelle che sono le regole fondamentali che citavamo prima, quindi che ci permettono una buona qualità di sonno, e continuiamo ad avere dei risvegli durante la notte, difficoltà d'addormentamento, oppure semplicemente noi ci risvegliamo con la sensazione che il nostro sonno non sia stato di buona qualità, dobbiamo parlarne con il nostro medico di famiglia. Ricordiamoci che una parte delle insonnie nelle persone anziane in realtà sono dovute ad altre cause. Banalmente parlavamo prima dei dolori articolari, ecco, facilmente forme artrosiche determinano la facilità ai risvegli. Ci sono anche situazioni, ad esempio, pressoché normali, come il doversi alzare la notte per recarsi in bagno, possono determinare o facilitare una difficoltà poi al riaddormentamento. Quindi, senza esagerare, perché queste invece sono situazioni che non sono di per sé causa di una grave insonnia, è sempre bene andare a domandarci se il nostro sonno è effettivamente ristoratore. Ci sono ad esempio delle situazioni in cui l'insonnia può essere il primo sintomo di alcuni disturbi, quali ad esempio la depressione, questo non soltanto nell'età anziana, ma facilmente nell'età anziana. Attenzione però a una cosa, non scambiamo per insonnia il risvegliarsi presto nel corso della notte, non è la stessa cosa. E cos'è in questo caso? In questo caso potrebbe trattarsi semplicemente della fine naturale del nostro sonno. Ciò che fa la differenza, che ci fa capire se la persona soffre di insonnia oppure ha semplicemente concluso le sue ore di sonno, è lo stato di benessere. Se una persona si sveglia, fosse anche alle 2 di notte, senza risentirne, non siamo di fronte a un'insonnia, siamo di fronte a una persona che ha concluso il suo sonno. E naturalmente concludere il proprio sonno alle 2 di notte significa ritrovarsi con molte ore davanti assolutamente vuote. In quel caso c'è da domandarsi piuttosto se la persona non si è forse addormentata in un orario non acconcio. Ecco, addormentarsi in questo caso, come dicevamo prima, molto presto può comportare dei problemi. Ci sono delle situazioni invece in cui appunto l'insonnia può essere anche legata per esempio all'uso di determinati farmaci che sono peraltro necessari, farmaci ad esempio cardiologici. Quindi perché dobbiamo sempre domandarci se e quando fare qualcosa? Perché di per sé l'insonnia determina poi delle difficoltà durante il giorno, difficoltà di concentrazione, difficoltà di memoria, che capitano naturalmente anche in altre fasce d'età. In una persona anziana che però ha già fisiologicamente un pochino di problemi magari nell'apprendimento, non ricordare le cose, ecco che un sonno di cattiva qualità può incidere. Si parla di guarire da questo tipo di problemi o si parla di controllare questo tipo di problemi? Quando si tratta di un errore nello stile di vita si può guarire, bisogna raddrizzarlo. Quando invece parliamo di un problema o legato ad altra patologia o a un'insonnia di per sé, arriviamo a controllarlo farmacologicamente, ma in qualche caso anche a guarirlo. Ma ci possono essere ricadute comunque? Le ricadute... E se ci sono, mi scusi, sono frequenti in questo caso? Le ricadute possono esserci se ci troviamo di fronte a una forma ad esempio di insonnia cronica, che quindi può far capolino, può essere poi corretta farmacologicamente, una persona può poi stare bene anche a lungo, ma dimostrarsi un po' fragile in questo tipo di situazione. Persone che hanno invece problemi di sonnolenza diurna, anche al lavoro o altre cose, come vengono trattate e come possono soffrire o meno di questo tipo di problemi?
Questo è un capitolo importantissimo, anche nella fascia anziana. La prima causa l'abbiamo citata prima ed è la sindrome delle gambe senza riposo, che dando un sonno di cattiva qualità può determinare questo. Ma un'altra situazione che va ricordata perché è frequente è la sindrome delle apnee notturne. Che cosa sono le apnee notturne? Le apnee notturne sono delle interruzioni del respiro che intervengono nel sonno, che vanno a ripetersi per numerose volte. Sono delle interruzioni del respiro che si presentano in soggetti russatori e quando presenti in un numero elevato, che significa un numero di 5, da 5 a più interruzioni del respiro durante un'ora di sonno, vanno a determinare sicuramente come prima immediata conseguenza l'insorgenza di una sonnolenza durante il giorno, ma il ripetersi di questi eventi per mesi e anni determinano anche un fattore di rischio per il nostro cuore e per il nostro cervello. Ha parlato appunto di russatori, ma più facilmente corpulenti o anche persone più gracili? Più facilmente corpulenti sicuramente, ma anche persone non sovrappeso, a questione proprio per una particolare costituzione di come sono fatte le nostre prime vie aeree. Ecco. E quindi diciamo molta importanza ce l'ha chi sta vicino sostanzialmente, che può quindi in qualche modo controllare? Certamente sì. È molto difficile che un russatore arrivi alla nostra attenzione di sua spontanea volontà, spesso viene trascinato dal partner che non ne può più e che vuole trovare una soluzione. Questo perché? Perché è perfettamente comprensibile che un russatore non metta in correlazione il suo russamento, ammesso che lo sappia di essere russatore, con la sonnolenza diurna. Da questo punto di vista sono fondamentali le campagne di informazione, quello che stiamo facendo in questo momento. Tra l'altro mi porta anche a pensare che molti possono soffrire di insonnia proprio per il concerto che c'è a poca distanza. Sì, sì. E come si cura in questo caso? Separando i due soggetti. È l'unica. Sì, questa è una battuta. Naturalmente c'è naturalmente anche una branca importantissima della chirurgia che è la roncochirurgia, quindi il russamento semplice, quindi senza le interruzioni del respiro, può comunque venire eliminato con un intervento chirurgico fatto ovviamente in mani di otorini esperti. Ecco, chi si rivolge, e siamo a 2 minuti dalla conclusione, al Centro Medicina del Sonno può avere tutto questo tipo di indicazioni proprio? Sì, naturalmente, con una semplice impegnativa del medico curante può accedere alle varie porte diciamo, d'accesso che sono neurologica oppure pneumologica o otorino-laringoiatrica per quanto riguarda invece i problemi delle apnee che tutti quanti diagnostichiamo, ma solo poi gli otorini e gli pneumologi seguono e curano nel tempo. È un centro importante, non è ancora però un centro di riferimento per il Veneto, ci si può arrivare? Ce lo auguriamo, è senz'altro comunque l'unico centro per il momento con un accreditamento di un ente nazionale per quanto riguarda la multidisciplinarietà, quindi tutti quanti gli aspetti e ci si augura che sì, che ci possano essere altri tipi di sviluppi. Noi cerchiamo semplicemente di lavorare con serietà. Quante persone vengono? Quanti afferiscono diciamo, annualmente nel vostro centro? Allora, dal punto di vista neurologico, annualmente afferiscono circa 500 persone. E mediamente gli esami che vengono fatti sono circa 7-8 esami alla settimana, ciascuno dei quali richiede un impiego dalle 2 alle 3 ore per l'esaminatore di lavoro, insomma, quindi è un lavoro abbastanza gravoso da un punto di vista neurologico. Certamente. Noi ringraziamo la dottoressa Giorgia Chinaglia, grazie per essere stata con noi questa mattina. Grazie a voi. E naturalmente al prossimo appuntamento. Grazie. A risentirci con noi. E tra poco ci ritroviamo anche noi con 7 in punto. A tra poco.